Al momento non abbiamo avuto, conferme, abbiamo avuto solo questi annunci, si riprendono le linee guida con cui abbiamo operato dal 25 maggio dello scorso anno fino al 25 ottobre, quando ci hanno fatto richiudere, e speriamo che non ci siano ulteriori sorprese rispetto a queste disposizioni. Ma pensare che questo valga solo in ambienti aperti, in stagioni in cui comunque normalmente noi prepariamo le vasche estive anche per gli allenamenti delle attività agonistiche estive, magari qualcuno comincia già con maggio a avere la vasca disponibile, ma a condizioni climatiche che non sono certamente usufruibili dall'utenza ordinaria che frequenta gli impianti natatori. Abbiamo fatto investimenti per la sanificazione anche negli ambienti spogliatoi, locali docce, quindi tutti i locali al chiuso, tale da garantire con i distanziamenti e con tutto quello che viene eseguito come livello di controllo e di sanificazione, il monitoraggio costante e la sicurezza di non avere nessuna diffusione di virus. Lo si è visto nel periodo di apertura che c'è stato lo scorso anno, da maggio ad ottobre, nelle piscine non ci sono stati casi di diffusione di contagi. Ma com'è pensabile che nelle scuole si possa andare in presenza al 100% mentre le piscine sono luoghi pericolosi dove si può andare solo all'aperto? Sono cose che gridano vendetta e sia come Federazione Nuoto che come coordinamento delle associazioni di categoria abbiamo chiesto incontri al governo perché ci diano risposte attendibili e che siano presi in considerazione quelli che sono le nostre richieste, le nostre proposte che da più parti abbiamo avanzato sin dalla prima chiusura, perché vengano aperte e tenute aperte subito le piscine con le condizioni adeguate.